Siamo qua con il dottore Giuseppe Scianò, segretario del Fronte Nazionale Siciliano, che esiste già da una bella quantità di anni, sono quasi mezzo secolo, candidato nel Fronte Nazionale Siciliano, ovviamente nel simbolo di Mariano Ferro presidente. Dottore Scianò, queste elezioni del nuovo Parlamento siciliano per il 28 ottobre 2012? Io penso che siano un tipo di elezioni che si trovano di fronte a una situazione che mai c'era stata in Sicilia. Intanto c'è un grande sfascio, c'è una crisi economica generale, ma una crisi particolare per la Sicilia. Noi non dobbiamo dimenticare che proprio in questo momento la Sicilia ha perso tante occasioni di sviluppo, è andata incontro a un processo di deindustrializzazione e hanno chiuso centinaia e forse migliaia di imprese artigianali e non c'è una strategia siciliana per l'economia siciliana. Ecco anche il perché di questa presentazione di alcuni indipendentisti del Fronte Nazionale Siciliano, Sicilia Indipendente, nella lista Popolo dei Forconi, Mariano Ferro, Presidente, FNS. Cioè che cosa sono questo Popolo dei Forconi, che cosa è questo Popolo dei Forconi che fa capo a Mariano Ferro? È un'avanguardia, è un'avanguardia del popolo siciliano, è un movimento politico, sindacale, morale e culturale anche, popolare in marcia e non si fermerà finché proprio non si avrà una riscossa, un risveglio di tutto il popolo siciliano, di tutta la nazione siciliana. Ecco il motivo per cui noi abbiamo aderito a questa alleanza. Noi siamo esclusivamente al servizio del popolo siciliano e non potevamo non accorrere all'appello di questo movimento, quello il Popolo dei Forconi, a questo movimento che ha dato voce alla gente disperata perché non può pagare le bollette, alla gente che ha chiuso la propria industria, la propria attività artigianale, la propria azienda agricola, in un momento in cui tutto il mondo riconosce la tipicità, la validità, l'originalità dei prodotti agricoli siciliani. Noi abbiamo un'agricoltura che si arretra e che lascia spazio ai prodotti che vengono dal Marocco, ai prodotti che vengono dalla Cina. Perché? Perché c'è il tradimento della classe politica siciliana. Manca, ripeto, non solo la strategia per l'economia siciliana, ma manca l'amore per la Sicilia, manca la volontà di fare risorgere il popolo siciliano, perché si cerca di fare 3 regionicchie, l'abbiamo denunziato tante volte, sia io che il professore Mirko, vogliono fare 3 regionicchie a posto dell'unica vera grande Sicilia. Perché? Per rispondere alle esigenze di potentati locali, ma anche e soprattutto per togliere questo soggetto che potrebbe trasformare questo momento di crisi in un momento di rilancio dell'economia, in un momento di rinascita di tutto il popolo siciliano. Diciamolo francamente, è anche un'amara sorpresa per noi stessi, che siamo sempre critici e sempre attenti, che questo punto basso, infimo, della vita siciliana si sia raggiunta quando in Sicilia c'è una pletora di partiti che si dicono autonomisti, indipendentisti, sicilianisti, federalisti. Cioè noi abbiamo assistito a una sceneggiata orrida nella quale praticamente per pugnalare meglio alle spalle il popolo siciliano tutti si sono travestiti da sicilianisti. Certamente io non generalizzo mai, tra questi partiti, tra queste persone ci sono pure quelli in buona fede che credono di essere al servizio della Sicilia, che non conoscono quanti giochi ignobili e quante manovre si facciano alle spalle del popolo siciliano. Però il dato politico è questo, e nessuno ce lo può togliere. Mai si era parlato di dividere la Sicilia in 3 regionicchie e oggi si fa. Mai si era detto di mettere
il popolo siciliano di fronte al fatto compiuto del ponte sullo stretto, e intanto cercano sempre di farlo, se non fosse stato per la critica, per la crisi economica che c'è stato e per le esitazioni del governo Monti. Ma già, chissà che cosa avrebbero distrutto Messina già, per fare il ponte. E poi, diciamo, l'altra iattura che abbiamo visto spuntare qua e là, cioè il tentativo di fare la regionicchia calabro-sicula dello stretto, cioè la nobile, gloriosa città di Messina, che già hanno colpito anche così, perché per colpire la Sicilia, come in altra sede ha ricordato il professore Mirto, cioè se avessero, durante la guerra del Vestro, se avessero conquistato Messina, gli angioini avrebbero vinto la battaglia del Vestro, la guerra del Vestro, quindi non ci sarebbe stato motivo di fare durare 90 anni questa grande guerra di liberazione del popolo siciliano. E oggi è la stessa cosa. Oggi hanno mortificato la città di Messina, l'hanno fatta arretrare, vogliono chissà quali imbrogli si stanno facendo, insomma, per ridurne l'importanza, perché Messina deve diventare un pacchetto da offrire alla regione Calabra. Diciamolo francamente, noi non consentiremo mai una cosa del genere, però non possiamo non denunziare queste manovre ignobili. Quindi il prossimo 28 ottobre, ecco, dovrà essere un momento di protesta e di rinascita del popolo siciliano. Calci nel sedere alla classe politica che ha tradito la Sicilia, qualunque siano i discorsi, qualunque siano le promesse che fanno, qualunque siano i meccanismi che i grandi pubblicisti mettono in moto per fare apparire credibili queste forze politiche di destra, di centro e di sinistra. La verità è quella che hanno tradito la Sicilia, continuano a tradire la Sicilia, impediscono il risveglio del popolo siciliano, impediscono che la Sicilia torni ai consessi internazionali per fare valere le proprie ragioni, anche per abbracciare gli altri popoli del mondo. E vorrei dire di più, come vedete ci sono venti di guerra nel Mediterraneo, ma di tutto si parla in questa campagna elettorale, tranne che di avvenimenti di un'importanza così importante, che vedono la Sicilia al centro del Mediterraneo quasi con gli occhi chiusi per non vedere quello che succede intorno. Questo significa il fallimento dello pseudo-sicilianismo, il fallimento dello pseudo-autonomismo, e significa anche che bisogna ritirare la delega ai partiti italiani, ai loro servi e a quelli che si sono camuffati da siciliani come tanti cavalli di Troia. Non aggiungo altro. Continuiamo nel prossimo video, dottore Scianò.